Ma io Corablin non l'ho sentito, ho letto sui giornali che è inquieto, ma che io sappia non si è fatto vivo. Mai visto né sentito, Orsoni se la ride e getta acqua sul fuoco dell'incendio divampato dopo i malumori espressi a mezzo stampa dal presidente dell'Unione Yuri Korablin. L'imprenditore russo, che ha rilevato la società, ha dato un ultimatum fine gennaio per avere delle risposte concrete sulla questione stadio. Dichiarazioni a caldo dopo la sconfitta contro il Feralpi Salò. In questi giorni però il primo cittadino non ha avuto un confronto diretto con il presidente. Orsoni aveva attaccato Enrico Marchi, numero 1 di Save, additato come il principale responsabile del mancato inizio dei lavori. A distanza di un paio di giorni Orsoni minimizza e precisa: il progetto stadio va avanti e molto presto ci saranno delle novità. Korablin aspetta. E l'ultima volta che l'ho visto gli avevo dato tutte le assicurazioni possibili che credo potranno essere concretizzate a breve.